38 giorni di animazione e musica e 300 appuntamenti in tutto il territorio comunale. Tutto è pronto per iniziare la festa con l'apertura delle 3 piste di pattinaggio a Mestre, Marghera e Venezia, 28 alberi di Natale, un presepe sul Marzenego, 2 regate, 6 corse, 18 mercatini per un totale di 35 casette, 31 concerti nelle chiese, nelle piazze, nei parchi e nei teatri grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice, che ancora una volta porterà la sua orchestra in tutto il territorio della città metropolitana, scuole comprese. Abbiamo ampliato anche l'offerta a Venezia, dove ci saranno oltre a My Christmas Venice ci sarà anche delle casette in Campo San Polo e in Campo Santo Stefano, moltissimi eventi, moltissimi concerti, moltissima attenzione anche ai bambini, il Natale è la loro festa. Per quanto riguarda la sicurezza, infine l'amministrazione annuncia che ottempererà il decreto Minniti, posizionando barriere mobili o in cemento dove la situazione lo richiederà. Sarà senz'altro un Natale splendido, come dice il nostro sindaco Luigi Brugnaro, però abbiamo confermato le sospensioni delle ZTL già previste, quindi si può accedere a Mestre con tranquillità. Strisce blu 0,80, 1,20 € con la pausa gratuita dalle 13 alle 15 e la novità vera è il Costa prima ora €1. Questo chiaramente è una vera novità perché si potrà accedere al Costa coperto anche in caso di maltempo pagando solo €1 la prima ora.